Quando la statua di Antonio esce dalla basilica, la folla applaude, come ad abbracciare con devozione il santo del popolo, il santo a cui ci si aggrappa e ci si affida con una semplice preghiera per chiedere protezione. Due ali di folla hanno accompagnato le 72 associazioni e bande che hanno sfilato per la tradizionale processione del 13 giugno lungo le strade del centro storico di Padova, vestite a festa con i drappi rossi. Una giornata di grande fede che ha visto passare in basilica quasi 50.000 pellegrini da tutta Italia e da tutto il mondo per celebrare Sant'Antonio. Insieme al santo hanno sfilato le reliquie salutate dalla folla. Quest'anno i numeri sono da record. Le 11 messe celebrate durante la giornata in basilica sono state ascoltate dai fedeli stipati fino alle porte d'ingresso. Lunghe code si sono formate dall'alba per passare e accarezzare la tomba di Antonio. Solo nell'ultima messa, delle 21, sono state distribuite 10.000 ostie. Antonio è un santo universale, ha detto durante la messa solenne. Prima della processione il vicario dei frati minori conventuali. Significative anche le parole lette dal palco dal sindaco Giordani, che ha ricordato il grande operato e la vicinanza del santo agli ultimi.